450 giunti in Veneto in appena 24 ore tra lunedì e ieri. Nei porti siciliani gli sbarchi continuano senza sosta, 13.500 migranti in arrivo e la distribuzione coinvolge ovviamente anche la nostra regione. 450 profughi da distribuire e i destinatari sono sempre quelli, gli hub provinciali. A partire da Cona, dove le promesse di alleggerimento del ministro Minniti ai primi dell'anno assumono ora la sostanza della barzelletta. E poi Bagnoli, altro sito esplosivo, e ancora Treviso Casier e Oderzo. Poi, a seguire, gli altri posti letto disponibili nelle varie province. Ce ne sono 973 messi a disposizione nelle strutture che hanno partecipato al bando della prefettura a Venezia. Meglio dello scorso anno, ma ancora del tutto insufficiente a garantire l'ospitalità a tutte le persone in arrivo, ovvero 2.509, la quota solo nel veneziano nei prossimi mesi, secondo l'accordo tra governo e ANCI. La situazione più critica resta, come detto, Cona, dove al picco di 1.600 ospiti raggiunto alla fine del 2016 si è scesi a 1.200 dopo la morte della giovane migrante che scatenò la rivolta interna, tirando i riflettori di tutta Italia sull'ex base missilistica. Adesso le cifre potrebbero tornare a salire, rischiando di far riesplodere la rabbia, così come a Bagnoli, Treviso o Oderzo. Rabbia dentro e fuori i cancelli.